Carissimi amici, il Natale si avvicina, quindi oggi prepareremo il panettone artigianale fatto in casa e vi svelerò tutti i segreti e tutti i passaggi per farlo buonissimo. Seguitemi! Ed eccoci qui nell'azienda agricola Rossella di Palazzola Grade, dove vengono realizzati prodotti a base di lavanda, liquori, distillati, ma anche noci e altri prodotti della natura meravigliosi. Vado ad incontrare il mio amico pasticcere Paolo dell'azienda Loredana Puglisi di Palazzolo, nata come un pastificio, ma dove producete anche tanti prodotti da forno, tra cui questi panettoni fantastici artigianali realizzati con il lievito madre. Bene, Paolo, cosa dobbiamo fare adesso? Perché noi vi faremo vedere tutti gli step della nostra ricetta del panettone artigianale. Descrivimi un po'. Allora, andremo a fare il preimpasto del panettone. Sì. E quindi abbiamo bisogno di farina, una farina con una forza di W340, 360 massimo. Il lievito naturale, sì, è un lievito che è stato rinfrescato per 3 volte durante la giornata, ora siamo al terzo rinfresco. Tuorlo d'uovo, zucchero, burro e acqua. Per cominciare dobbiamo miscelare 2 ingredienti, acqua e zucchero, in modo tale da essere più veloci e per avere una più praticità per impastare i nostri ingredienti all'interno dell'impastatrice. Quindi cominciamo con versare lo zucchero in una boule un po' più grande e insieme all'acqua. Adesso vado a mettere tutta la farina in impastatrice e lo sciroppo di acqua e zucchero. Faccio partire la macchina per qualche minuto. L'impasto ha cominciato a formarsi, spengo la macchina e posso aggiungere il lievito naturale. Vado solo a togliere la parte superiore. Meraviglia! È anche molto profumato, quindi ecco qua, questo è il lievito, lo vado a mettere dentro l'impastatrice e continuo ad impastare. Dopo un quarto d'ora di impasto possiamo aggiungere i tuorli, quindi spengo la macchina, stacchi l'impasto dal braccio. Questa è un'operazione che dovrete fare continuamente durante la lavorazione del nostro panettone. Vado ad aggiungere tutti i tuorli. Faccio ripartire la macchina in prima velocità. E come in tutte le ricette non può mancare mai un pizzico di sale, quindi lo andiamo ad aggiungere e poi andiamo con il burro che Paolo ha fatto ammorbidire a crema e quindi andiamo ad aggiungerlo. Tieni Paolo, tu hai ormai le mani sporche, continua a farlo e così andiamo a fare anche quest'ultima operazione. Ok, il burro è stato assorbito
per cui abbiamo incorporato tutti gli ingredienti Bene. nell'impasto e Quindi adesso anche a casa le nostre amiche e i nostri amici dovranno munirsi di un contenitore graduato, perché sarà necessario capire bene quando questo impasto avrà raddoppiato almeno deve il suo raddoppiare il volume. Perfetto. Quindi questa certo è un contenitore che Paolo ha portato dal suo laboratorio, ma se non avete un contenitore come questo va bene anche un contenitore da frullatore graduato, o una boule o una pentola. Guardate che meraviglia, anche questo è veramente, fa un profumo anche questo impasto. Ok, Tieni magari certo. due pieghe precise. Ecco. Questo serve a formare la palla del nostro impasto. Questa la vado a mettere nel contenitore E la dovremo lasciare qui a riposare per? circa 12 ore, 12-13 ore, comunque quando la lievitazione avrà raddoppiato di volume. Ci rivediamo domani. Eccoci pronti, dopo una notte di riposo il nostro lievitino è pronto, quindi adesso possiamo procedere al vero e proprio impasto del nostro panettone artigianale fatto in casa. Quindi Paolo, cosa Allora, facciamo? per il secondo impasto abbiamo bisogno di altra farina, Sì, poi andremo ad aggiungere i tuorli, quindi ricordiamo 100 g di farina, 150 g di tuorli, poi lo zucchero, lo zucchero che abbiamo sono 110 g, infine il burro 200 g, 25 g di miele. e poi la parte aromatica del miele, la pasta d'arancia e la barca di vaniglia. Perfetto. Alla fine andremo ad aggiungere il sale e poi la frutta candita. La frutta candita. Quindi, Ok, mettiamo l'impasto nella bowl. come vedete, l'impastatrice che stiamo utilizzando è sempre quella di casa, quindi un'impastatrice piccola che tutti ormai abbiamo in casa, quindi è abbastanza semplice reperirla. Paolo mette la boule dentro perché tutti gli ingredienti dovranno, posso Paolo? Sì. È la mia e quindi ok. Gli ingredienti andranno messi in ordine dentro l'impastatrice, quindi questa è un'esecuzione importante. Allora aggiungiamo la farina, che ricordiamo è una farina abbastanza forte, quindi proprio adatta per questo tipo di sui impasti. 3,40 di W. All'inizio mantengo una velocità bassa. Sì. Raccomandazione numero 1: prima di aggiungere un altro ingrediente all'interno dell'impastatrice dobbiamo fare attenzione che l'ingrediente che abbiamo inserito in precedenza sia stato ben assorbito. Paolo, come tutti i pasticceri, è molto preciso, ecco quello che non sono io, e quindi per questo motivo stiamo facendo il panettone insieme. Lui lo farà e io lo mangerò, e quindi siamo una coppia ben assortita. A volte può capitare che la pasta si vada ad inserire dentro lo stesso gancio e non c'è nulla di male ad alzare e con la mano la vado ad abbassare in modo tale che poi continui nell'impasto. Aspettiamo circa un quarto d'ora barra 20 minuti affinché la maglia glutinica sia formata e vi farò vedere come capire che la maglia glutinica appunto è formata ed è correttamente impastata. Trascorso il quarto d'ora di lavorazione dell'impasto dentro l'impastatrice, adesso Paolo cosa farai?
Ok, intanto verifichiamo che sia impastato bene. Sì, e come lo facciamo a verificare? Andando Domanda a tirare fatidica, diamo tutti i l'impasto. segreti. Andiamo a tirare l'impasto, Sì. vediamo che si forma un velo senza strapparsi, quindi così è formato l'impasto. Perfetto. Adesso mi abbasso sempre la pasta dal gancio, la tolgo e vado ad aggiungere il tuorlo. Ok, quindi aggiungiamo il tuorlo e prima di aggiungere gli altri ingredienti aspettiamo che l'impasto Aspettiamo lo che abbia sia assorbito. assorbito. Allora, l'impasto ha assorbito i tuorli e ora andiamo ad aggiungere lo zucchero. Lo zucchero nell'impasto è stato assorbito, quindi adesso andiamo ad aggiungere la pasta d'arancia, il miele e la vaniglia, Paolo, vero? Sì, che Una vaniglia profumatissima. Sì, sono le componenti aromatiche dell'impasto. Puoi aggiungere la pasta d'arancia. Io mentre la vaniglia la vado ad incidere a metà e poi vado a prendere quelli che sono i semi, Sì. che sono queste piccole perle che si trovano all'interno della... Non potete immaginare il profumo che si sta sprigionando da questa bacca. Ecco qua, questa è la parte aromatica della vaniglia. Vado ad aggiungere e l'altra pure. Aggiungo la pasta d'arancia e il miele d'acacia, così andiamo a completare la parte aromatica del nostro buon panettone fatto in casa. Metto la seconda velocità e vado ad aggiungere il burro leggermente ammorbidito. Poco alla volta. Abbiamo appena aggiunto il sale, adesso andiamo ad aggiungere al nostro impasto anche tutta la frutta candita. Quindi Questa è la fase finale dell'impasto, quindi vediamo che è bello elastico, si è formato bene l'impasto, il profumo è notevole. è notevole. Adesso Lo stacchiamo dal nostro braccio dell'impastatrice. È un lavoro che dovrete fare a casa spesso, perché è lo stesso procedimento che stiamo facendo noi, quindi non lasciate l'impasto che sale sul nostro braccetto, altrimenti non si amalgameranno bene tutti gli ingredienti. Quindi aggiungiamo le bucce d'arancia candite, che fai tu personalmente. Candisco io stesso nella mia azienda nel periodo di ottobre-novembre. Pera. No, il cedro questo. Ah, il cedro. Non l'ho assaggiato, quindi dal colore mi sembrava pera. E l'uvetta. E l'uvetta, che abbiamo precedentemente messo a bagno in acqua calda. Ecco qua. E parto sempre in prima velocità. Ok,
La frutta è stata incorporata all'impasto, lo tiro via sempre dal gancio. Ecco qua. Una volta finito lo metto su una spianatoia. Diamo 2 pieghe e lo lasciamo riposare così stesso per un quarto d'ora. L'impasto ha riposato per 15 minuti, adesso ci dobbiamo munire del classico pirottino da 1 chilo e così possiamo cominciare a tagliarlo per poter metterlo in forma, perché dovrà riposare altre 5-6 ore. Paolo, Allora, le istruzioni per l'uso. Per il panettone da 1 chilo. Sono emozionatissima. Per il panettone da 1 chilo andiamo a fare una pezzatura da 1,80 kg, perché poi in cottura abbiamo una perdita. Quindi bilancia, di peso. tagliere o piatto e andiamo a pesare. Ecco qua, questo possiamo decidere di tagliarlo in 4 magari e facciamo dei mini panettoni piccoli. Ok. Prendo l'impasto e vado a dare delle pieghe. Con queste pieghe vado ad arrotondare il panetto del panettone, inoltre gli vado a dare anche della forza per poi quella che sarà sia la lievitazione che la cottura in forno. Il panetto ha riposato altri 10 minuti e quindi vediamo cosa fare adesso. Paolo. Adesso lo riprendiamo. Sì. Mi vado a dare vado a fare l'ultima perlatura. Ecco. Ok. E lo vado a mettere dentro il pirottino. Dove dovrà stare? Allora, per la lievitazione come seguiamo questa indicazione? Copriamo il panettone. Noi usiamo questa campana di vetro, ma si può coprire anche con una pellicola. Perché coprirlo? Perché sennò fa una pelle esterna che al panettone non è per niente utile. Lo copriamo così e accendiamo il forno, se c'è la possibilità, a 40 gradi, se no a 50. Appena vediamo che la luce del forno si spegne, spegniamo la temperatura e la lasciamo, inseriamo la teglia e la lasciamo per 5-6 ore. Comunque il segnale che il panettone è pronto è quando lo stesso panetto arriverà poco sotto il bordo. Il panettone ha completato la sua lievitatura e adesso andiamo a fare l'ultimo passaggio prima di infornarlo. Ritorniamo insieme a Paolo. Guarda Paolo, Ok. fantastico, certo La tu ci sei lievitazione abituato, per me è una cosa meravigliosa, guardate che lievitazione fantastica. Quindi andiamo Allora, noi adesso andiamo a fare un taglio a croce. Sì, quello classico. Nel frattempo che facciamo? Aspettiamo 10 minuti che si formi una leggera crosta. Perfetto. Nel frattempo andiamo ad accendere il forno a 150 gradi e terremo il panettone in cottura per circa 55 minuti. Quindi se vuoi puoi accendere Perfetto. il forno per Vado. infornarlo, sì. Allora Paolo, il forno ha raggiunto la temperatura, quindi possiamo procedere Sì, con il taglio, che nel frattempo il nostro panettone ha fatto una bella crosta. sì, facciamo un taglio a croce. Ok. Ecco qua. E noi andremo a mettere al centro una noce di burro. Ok. Quindi possiamo andare diretti diretti in in forno. forno.
Allora, abbiamo messo il forno a 150 gradi e il nostro panettone dovrà cuocere per 55 minuti. Il panettone è cotto, quindi lo prendiamo dal forno. Mamma mia, non potete immaginare il profumo. Ok, Paolo è bollentissimo. Lui mani di amianto. Allora Paolo, cosa stai facendo? Un attimo. Allora, lo dobbiamo Abbiamo infilzare, preso? Sì. velocissimamente, quindi Ok, mettiamo 2 aghi che si possono usare anche. perfetto, gli aghi della lana. Lo andiamo a girare. Ok. E lo lasciamo riposare così? Per con la una speranza notte. che non caschi No. giù per una notte. Per una notte. Ci vediamo domani per l'assaggio. Non potevo concludere la nostra videoricetta se non insieme a Paolo per la prova del taglio. Quindi ciao Paolo, Ciao, buongiorno, Alessia. bentornato. Andiamo. Non so come ho fatto a resistere ad aspettare. Quindi a te l'onore. Taglia, io sono già pronta. Come ti sembra? La cottura è stata ottima, anche la lievitazione Bene. è andata bene. Guarda che meraviglia. Siamo frutta- stati veramente bravi. Guarda La che frutta è disposta bene lungo tutta la fetta del panettone. bene. Non ce la faccio più, devo assaggiare. Non ho fatto colazione per aspettare te, quindi sono in trepidante attesa. Guardate che meraviglia. Un panettone fantastico, posso assaggiarlo? Assolutamente. Proviamo la prova in diretta. Il profumo, ragazzi, è pazzesco. Provate a farlo almeno una volta nella vita. Paolo, grazie. È stato un Grazie a te. piacere lavorare con te. Buon Natale a tutti voi e buon panettone.